Sono 73.000 le tonnellate di rifiuto organico che ogni anno vengono trattate dal sito produttivo di Contarina di Trevignano, 130 quelle che ogni giorno vengono lavorate per la produzione di biometano grazie al nuovo impianto di trasformazione. Un investimento da 20 milioni di euro, di cui 19 finanziati dal PNRR. È innovativo perché in un unico sito mette insieme la produzione di due materie prime rimesse nel circuito produttivo in un colpo solo, quindi il compost da utilizzare nei terreni agricoli e il biometano da utilizzare per l'autotrazione dei mezzi di trasporto. Sono infatti 226 i mezzi che l'azienda impiega nella raccolta dei rifiuti nei 49 comuni del territorio, che saranno alimentati esclusivamente dal metano prodotto dalla struttura di Trevignano. È un ulteriore tassello verso l'economia circolare perfetta in questo ambito del rifiuto organico. Questo impianto era nato per dare una risposta a non mettere più i rifiuti solamente in discarica negli anni 90. Si è evoluto ed è stato inserito quest'ultimo tassello. Questo è proprio la finalizzazione di un impegno che quotidianamente esprimono tutti i nostri cittadini con la loro differenziazione puntuale che noi adesso valorizziamo dando proprio il significato che da un rifiuto si può arrivare a un valore importante che è quello in questo caso del metano. Un impianto che guarda al futuro per garantire energia in modo sostenibile e liberarsi gradualmente dei combustibili fossili. Un primo passo che la marca muove nel suo impegno verso le zero emissioni e ridurre la dipendenza energetica dall'estero. Stiamo parlando proprio di utilizzare il rifiuto per far andare i mezzi. I nostri mezzi non vanno a raccogliere rifiuti, ma vanno a fare rifornimento direttamente nelle abitazioni dei nostri cittadini che conferiscono il rifiuto umido.